Ed è buongiorno, buongiorno, benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di Io Compro Siciliano Live, il nostro appuntamento quotidiano delle 12 tutti i giorni dal lunedì al venerdì e siamo arrivati a mercoledì. Buon mercoledì 18 di novembre e iniziamo nel nostro consueto modo, grazie, 260.221 volte grazie. Grazie sempre, grazie ancora. Continuiamo a camminare velocemente per portare avanti quella che è la nostra identità, qualità e provenienza. Quest'oggi continueremo a parlare di eccellenze artistiche. Siamo veramente tanto felici, onorati, orgogliosi di avere con noi una grande eccellenza, così come avrete senz'altro già letto nel nostro post di presentazione sulla nostra pagina. Avremo con noi Sergio Vespertino, un grande attore conosciuto in teatro, un grande, direi, una grande anima camaleontica, dalla TV al cinema. Siamo veramente tanto felici di poter avere oggi con noi Sergio Vespertino, ma prima di chiamarlo con noi, mi piacerebbe darvi come sempre i nostri riferimenti per quello che riguarda il nostro marketplace www.iocomprosiciliano.com. Aiutiamo le nostre aziende e soprattutto portiamo sulle nostre tavole, nelle nostre case la Sicilia, facciamola attraverso il gusto, attraverso i prodotti di eccellenza, ma facciamolo anche attraverso oggetti d'arte che fanno parte proprio della nostra tradizione. Basti pensare non solo ad articoli di design molto particolari e speciali per la nostra casa, ma anche tutto quello che riguarda le ceramiche, ma anche accessori di moda. Insomma, entrate all'interno del nostro marketplace perché sicuramente troverete qualcosa che starà e sposerà bene le vostre vite, la vostra quotidianità, ed ancora troverete delle ceste natalizie che saranno ideali per un buon pensiero natalizio da fare agli amici, in casa per voi, ma anche magari per regali aziendali. Mi piacerebbe, prima di chiamare Sergio con noi, un po' rispondere ad un'amica che ieri ha scritto durante uno dei nostri video party. La signora scriveva che era un po' stranita dal fatto che io dicessi Made in Sicily. Il fatto di poter portare il nostro Made in Sicily nel mondo, è il mondo in Sicilia, quello che un po' dicono anche i fondatori di Io Compro Siciliano. Beh, il Made in Sicily è un mondo che ci appartiene culturalmente. Mi piace sottolineare, noi abbiamo veramente tanti amici che questo lo testimoniano, che non sono soltanto siciliani. Noi abbiamo tanti amici che ci seguono dal mondo, oltre 200 paesi nel mondo sono in collegamento nei nostri 260.000 amici utenti che ci seguono, e non sono tutti siciliani, sono amici, persone che sposano quello che è il pensiero di coscienza. Io Compro Siciliano non è un progetto assolutamente di chiusura, questo l'abbiamo detto sempre e mi piace ripeterlo. Pensate che proprio su quella che è stata la scia di Io Compro Siciliano è nato Io Compro Veneto, Io Compro Calabrese, abbiamo degli stretti collegamenti con Milano, abbiamo firmato tanti patti di intenti. Siamo in collegamento con Milano Urban, che è un progetto che coinvolge quasi 300 paesi nel mondo che portano la coscienza rispetto a quello che è uno stile di vita quando noi parliamo di lifestyle. Io Compro Siciliano è un po' questo, cara signora, non è un progetto di chiusura. Noi siamo siciliani, facciamo parte dell'Italia, l'Italia è bella tutta e quello che diciamo è partiamo da noi, nel senso che ogni regione parta prevalentemente da quello che è il proprio mercato, le proprie aziende, ciò che è vicino a noi, perché in questo modo aiuteremo le aziende a rimanere in vita per sostenere non solo la Sicilia, ma l'Italia tutta. Quindi orgogliosa di essere siciliana, orgogliosa di essere italiana, cara signora,
e Io compro siciliano, ripeto, vuole essere questo. Pensate, Io compro siciliano è stato, e voi ne abbiamo parlato anche quando abbiamo parlato di internazionalizzazione, di noi ne hanno parlato Milano Finanza, siamo stati inseriti in un articolo molto bello su Millionaire. Pensate, saremo inseriti anche all'interno di un corso che parlerà di start-up innovative all'interno di corsi di studio all'interno della Bocconi. Quindi questo per dire, partiamo da noi, non chiudiamoci a provincialismo, a volte secondo me nemmeno da tenere in considerazione. Partiamo da noi e non molliamo, non molliamo, non molliamo. Oggi parleremo di arte e artisti, cominceremo con un contributo video e vorrei per presentare il nostro grandioso ospite, io lo adoro artisticamente, umanamente, veramente una persona meravigliosa, lo stimo tantissimo, ma pregherei il mio regista Paolo Gatto, che ringrazio come sempre, di cominciare proprio da questo video. Io personalmente trovo più dignitoso farsi ammazzare e non ammazzarsi. Io vedo solo sempre chi si era ammazzato. Che sta mi c'è po' l'occhio, Totò. Sono innamorato perso. Che poi piglia, gira. Ti ho visto ieri sera in azione con le tue limonate. Brava. Grazie. Ma posso permettermi di darti un consiglio? Sì. Ho fatto per te questo piccolo business plan. Per carità, a me piace che tu stai con i piedi per terra, anche se poi... Ma ho pensato, perché non provare a sognare più in grande? Allora ho fatto delle proiezioni e con un piccolissimo investimento tuo, tra 6 o 7 mesi dovresti aver già raggiunto il tuo break-even e potresti già ridistribuire i tuoi utili. Guarda qua. Acido, vero? Perché che è? Ma perché che fa non lo sai? Ma che cosa? A suo padre prima sminchiaro buono buono, poi ci spararono, poi lo hanno fatto a pezzi e poi squagliarono all'acido. E basta, poi non ci fecero più. Oh, stavo camminando una campagna per cercare qualche cosa da mangiare. Io dovette un soldato molto ammazzato e ne avvicinammo. Viene lo sconforto, dottore. Per vedere approvata la sua legge, Pio La Torre è dovuto morire. No, perché adesso i mafiosi si mettono a ammazzare pure i deputati. Massimo, non mi fare minchiate. Che io ho un pezzo di sticchio da fare appetonare la minchia ai morti e siamo d'accordo. Ma femmine e business non vanno mai insieme. E sto business è un business troppo grosso per rovigliarlo e ghiccarlo bene a femmina. Pure se petonessa. Non rientrate in auto da soli, ma fatevi accompagnare. Girate intorno al palazzo. E nel caso ci fossero persone sospette, rimanete dentro la vostra auto, non avvicinatevi al portone e cercate un telefono, chiamate al comando. Ci pensiamo noi. Ti ricordi quando ti ho detto che anche a me piacerebbe dichiarare il mio amore ad una persona? Ah, sì. Che se cotaste una femmina? No, che ci... No, nel senso che io con te mi ci trovo bene. Eppure io mi ci trovo bene. Altrimenti non staremmo così da 20 anni. No, Saro? Cioè, tu mi piaci. E mi fa piacere. È importante piacere. Aumenta la fiducia in se stessi. No, Saro? Io ti amo. Mimmo, già ci considerano come degli scarti perché io sono cieco e tu sei zoppo. Ci manca pure che gli diciamo che siamo arrosi. Non ce lo possiamo permettere. Puttana la pesare a Viaro però, ce l'ha a dire. Signore e signori, oggi in questa puntata abbiamo con noi
Sergio Vespertino. Oh, grazie. Ciao a tutti voi. Ciao. Buongiorno. Ciao, incontro siciliano, anch'io. Buongiorno. Ciao, buongiorno a voi. Buongiorno, ma Sergio, quanto ti adoro, quanto sono emozionata, quanto sono orgogliosa di averti ospite oggi. E così come tutto il popolo di Io Compro Siciliano. Devo dirti, Sergio, quando abbiamo già ieri sera mandato in anteprima il post che anticipava questa tua ospitata di oggi, e questa mattina, quando abbiamo pubblicato ancora il post di presentazione, ci sono stati tanti saluti, tanta dimostrazione d'affetto da parte del popolo di Io Compro Siciliano, ma non solo. Sergio Vespertino, come stai innanzitutto? Di salute sto bene, ma sono immobile, sono fermo, è come stare neanche su una sedia a rotelle, perché non ci sono neanche le ruote, non mi posso allontanare, quindi è solamente fermo e zitto. E per uno come me che ha vissuto e che vive, diciamo, di pubblico costantemente, settimanalmente, quasi giornalmente in estate, significa davvero toglierti tutto, l'adrenalina, l'energia, lo smalto, questo rapporto di condivisione che è necessario, è linfa, è energia che ti permette anche di poter scrivere anche spettacoli nuovi, perché magari in questo tempo dice però puoi fare lo scrivano, lo scrittore, autore dei tuoi testi in tutto e per tutto, limando, lo fai, ma lo fai con non c'è proprio quell'energia davvero adrenalinica, ecco, mi manca. Senti Sergio, mi è piaciuto molto dire questa anima camaleontica. Tu sei il miele e sei l'amaro. Tu sei il bianco e il nero. Quando sali sul palco riesci, attraverso la tua simpatia, la tua comicità, però non lasci mai il pensiero alla riflessione. Questo è un tuo elemento distintivo. Sì, per me cioè, ridere e basta è solamente fine a se stesso, cioè poi verrà dimenticato, diciamo, nel corso, diciamo, della giornata addirittura, perché ormai i tempi sono sempre più compatti, brevi e brucianti. Io dico che invece qualunque cosa ha una sua melanconia, un suo modo così anche l'amaro è buono, dico, al di là di tutto, anzi ti permette anche di aprire altre finestre che abbiamo dentro noi e per far entrare anche un'altra veduta, un'altra luce, la penombra anche il suo fascino, il bianco e nero anche il suo fascino, quindi deve convivere nell'arco di quel tempo che io mi concedo al pubblico in quella sera, in quello spettacolo, in quell'ora e mezza, in quell'ora e 20, quello che sia, un caleidoscopio, diciamo, di colori, ecco, suggestioni. Cerco di metterle, perché fa parte del mio essere. E ci riesci benissimo, anche perché è proprio questo dare, questo avere e questa magia che riesci a creare con il tuo pubblico. Senti Sergio, tu inizi negli anni 90. Mi permetto di dirti una cosa, proprio per quanto riguarda l'energia di condivisione. Credimi che il pubblico dà tantissimo in quel momento, anche quando è che si parla di streaming, di fare spettacoli. In corso d'opera tu non puoi stare solamente con l'obiettivo, perché in corso d'opera tu percepisci anche nel semplice silenzio, che può sembrare semplice per alcuni, ma quel silenzio, quel fiato sospeso, quando tu stai per dare un accadimento di quello che è il tuo percorso narrativo, che ti prende come un pugno che ha afferrato, diciamo, il cuore, ecco, quell'istante anche di silenzio, di profondità, dà un'energia che è una risposta che mi sta dando il pubblico, al di là delle risate, dell'applauso, al di là di tutto quello che ci sia, di intravedere un sorriso, degli occhi che sfavillano al secondo che luce. Ci sono quindi tanti elementi che contribuiscono. Ecco perché non sono tanto un amante, diciamo, dello streaming per cercare così come che dice Franceschini, apro e chiusa parentesi, diciamo, tutto qua.
Senti Sergio, poi ritorneremo un attimino a quello che è il tuo inizio, perché mi piacerebbe percorrere con te un po' questi anni, tanti anni belli di grandi esperienze, grandi personaggi. Però mi hai dato adesso spunto, perché tu dicevi è bello poi quando in quel silenzio, quando sta per arrivare la battuta, oppure quella che è, non so, l'emozione, sì. Ma parliamo del teatro. Tu in realtà sei un attore che si divide tra il teatro, il cinema, la TV. Quello che Sergio Vespertino è anche dietro a una cinepresa, dietro a una telecamera, quelle che sono le emozioni, il passaggio delle emozioni anche quando sei su un set. Sì, ci sono tutte, sono di altra caratura, di altro stile, di altro modo di porgersi, quindi questo ci sta, lo metti in conto e via via poi lo vai sempre più limando, lo vai più migliorando. Occorre anche essere sempre un po' critici con se stessi, ma nello stesso tempo occorre anche divertirsi con se stessi. Non bisogna, diciamo, bisogna ben dosare, ecco, queste due cose. E poi interfacciarsi quando hai già captato, hai già compreso quello che vuole esattamente il regista, perché lì sei dentro una macchina che è perfetta se tutti quanti sappiamo già ben delineare davvero il personaggio, non solo che pensiamo noi, ma che fa parte, diciamo, di tutto il contesto. Anche il luogo, anche che varia, con chi ti rapporti. Ho avuto l'onore e la gioia di avere tanti attori, tanti colleghi, dal mostro sacro, diciamo, da Castellitto, da lavorare con il regista Michele Soavi fino a poco fa, fino agli inizi di questo mese, che mi hanno dato tantissimo e mi danno tantissimo. E stessa situazione, Tornatore, per quel poco che ho vissuto con lui, ma ci sono anche altri registi che così che magari non hanno, diciamo, questa caratura da Tornatore, ma credimi, sono così talmente straordinari. Dico un nome tra tutti che l'ho vissuto benissimo, è Luca Ribuoli, nella Mafia uccide solo d'estate, nella Fiction. Lui veniva anche a vedere i miei spettacoli, quindi lui è entrato anche lui. Non solo, praticamente io ho cercato di fare il possibile per comprendere tutto quello che c'era da acchiappare, no? Per quello studio sul personaggio, ma lui è andato oltre e quindi si è creata un'interazione molto magica. Ecco, certe volte in televisione queste cose non possono accadere. Con Beniamino Catena, ma ci sono tanti nomi, ho paura, poi se faccio i nomi, poi inizio ad escludere qualcuno. No, vabbè, effettivamente ce ne sono tanti. Senti Sergio, io mi piacerebbe percorrere velocemente, vabbè, Turiferro nel 2000 è stato sicuramente un po' una svolta, no? Nella tua vita artistica, professionale. La mia prima svolta è stato Pippo Spicuzza, perché io prima facevo parte di un progetto di cabaret, di situation comedy con i 3 1/4, e lui mi ha preso, ha raccolto, ha iniziato a forgiare, diciamo, questo come se fosse, diciamo, il pezzo di legno di Pinocchio, e ne è nato fuori, diciamo, un Sergio un po' più attivo, scrupoloso, più attento. Diciamo, la scuola teatro è nata proprio in corso d'opera con lui. Poi un altro, diciamo, bel peso è arrivato, sì, con Turiferro. Riccardo Garrone, Giulio Brogi, Tuccio Musumeci, Pippo Pattavina, e poi arriviamo anche a Gigi Proietti. Guarda, con Proietti c'è stato solamente, non ho fatto nulla con Proietti c'è stata solamente una gran bella mangiata che è stata fatta a casa di Ernesto Maria Ponte, perché lui ha partecipato del gruppo 3 1/4, ha vissuto gli anni di accademia, di scuola,
Io ho solamente una gran bella fotografia con lui, un'intera giornata spesa bene, ma io non ho mai lavorato con Proietti, sarebbe stato per me un grande onore. È già stato bellissimo poter stare con lui e tutto. Semmai una persona che viene un po' forse dimenticata e andrebbe valorizzata di più, con Pino Caruso. Lui sì, ci ho lavorato per Rai International con sua moglie Annalisa Ferzetti, con loro ho creato dei climi bellissimi, perché per me Caruso è stato, diciamo, una gran bella persona non solo nella vita ma anche artisticamente. Senti Sergio, noi leggiamo qualche messaggio da parte dei nostri amici che stanno scrivendo, perché ci sono tantissimi messaggi che stanno arrivando per te, quindi prego il nostro regista di mandarmi qualche lettura. Allora abbiamo Amalia Lopinto, buongiorno Katiuska, hai tantissimi amici di Io Compro Siciliano. Ciao Amalia, grazie per essere con noi. Massimo Torcidia, ciao caro Sergio, quindi un messaggio per te, cominciano ad arrivare. John Blandi da New York, Meraviglioso amico. E quindi lo salutiamo. John Blandi, sì, John sì, Blandi dico... da New York. Vai Sergio. Stavi raccontando qualcosa a New York, ma guarda, io in America sono stato più volte a fare spettacolo lì per gli italiani all'estero, sia per conto dell'ANFE, Associazione Nazionale Famiglie Migrate All'Estero, sia anche per l'ACLI, l'ACLI. Diciamo ho fatto grandi belle cose, perché loro nel tempo solamente di una settimana ti avviluppano e ti portano in giro, cioè tu devi con l'integratore, cioè devi stare lì lo spettacolo continuava anche nella vita. Io ringrazio tutti gli amici che sono all'estero, ecco. Allora, salutiamo tutti gli amici che ci seguono dall'estero, e sono veramente tanti. John Blandi dice buongiorno Katiuska, è ospite sereno mercoledì, ciao John, grazie per essere con noi. Lidia Prestana, buongiorno grande Sergio Vespertino, sei tutti noi, dice Lidia. Mariano Carbonetti, grazie. Il nostro chef Mariano Carbonetti fa parte del team di Io Compro Siciliano, dice buongiorno Katiuska, un saluto al grande Sergio Vespertino, lo seguo fin dall'inizio della sua carriera, bello vedere un siciliano sul tetto del mondo dell'arte, ed è proprio vero, chef. Abbiamo ancora messaggi. Hai visto quanti messaggi? Abbiamo Pierrot, dice buongiorno a tutti dalla pasticceria Pierrot, sei un grande comico vespertino, un grande attore, un grande artista. Il Faraone Palermo, ciao caro amico, scrive buongiorno carissima amica Katiuskuzza, ha un altro orgoglio siciliano, il grande artista Sergio Vespertino. Lo trovo davvero un bravissimo attore, di grande talento, ne abbiamo di grandi stupori siculi. Anche il nostro Francesco Scianna, palermitano, e l'ho conosciuto di persona. I migliori attori italiani di bellissima naturalezza e talenti sono i siciliani, anche a livello internazionale. Anche i registi come Tornatore, che è il mio favorito, da non dimenticare il nostro immenso... io non leggo la parte finale del messaggio. Lidia Prestana, attore a 360 gradi, Sergio. Triscele Protezione Civile, saluto tutto il gruppo, saluto tutti i cari amici, dice un saluto a Sergio, la bella Katiuska e a tutti gli amici in linea da tutto Triscele, compriamo solo siciliano. Ancora Mauro Todaro, il nostro ambasciatore del sorriso, mi sa tanto che Sergio tu hai ricevuto il Gogol, mi diceva Mauro. Sì, ce l'ho nell'altra stanza ed è in bella mostra, sì, assolutamente, ma non è solo un problema di bella mostra, ma è continuare a far qualcosa, attivarsi. Nel periodo tra la prima e la seconda ondata, diciamo, di questo coronavirus, di questa problematica che abbiamo tutti quanti in atto, ho cercato sempre di rispettare quello che è l'impegno che mi sono preso. Ti interrompo un attimo solo, c'è Mauro che ti sta dicendo, Mauro Todaro di Gogol dice grande professionista, uomo dall'eccezionale sensibilità, quindi questo te lo volevo dire appena scritto Mauro. E Salvo Bucchieri ti saluta dalla Francia. Scusami Sergio, stavi dicendo tra un periodo ed un altro come sì, sto dicendo che
Sì. È nel mio DNA, ancora prima già di ricevere il Gogol, ma quello mi ha, cioè creare tutti gli accadimenti utili per poter nobilitare, diciamo, l'impegno che si fa per la lotta, che so, per la fibrosi cistica, oppure per quello, per qualunque altra malattia. Ma anche per altre iniziative che possono aiutare, diciamo, chi ne ha di bisogno, senza andare a specificare troppo, però ancora adesso quest'estate ho rispettato quello che è per riconfermare questo Gogol, ricordarmene sempre, ecco, diciamo, il Gogol messo lì in bella evidenza è una bella evidenza per me, perché poi io a casa non tengo né manifesti con teatro, cose, cioè, chiunque entra a casa mia dice: ma che mistero fai sto picciotto? Perché non ha importanza, l'idea di ostentare non ha importanza. Quel Gogol è lì e lui lo sa che continua a vivere dentro di me anche, ecco, tutto qua. Senti Sergio, noi quando abbiamo i nostri ospiti diciamo sempre ci piace raccontare anche le storie, quelle storie che poi magari non tutti sanno. Ma Sergio, tu hai iniziato veramente da piccolo, vero? Sì. A provare questa grande emozione, questa voglia di volere scrivere, raccontare, parlare, trasmettere, avvolgere, coinvolgere. È veramente il tuo, ecco perché poi sei un artista così speciale, perché tu hai trovato nel teatro una comunicazione tua interiore che è diventato anche un racconto di vita. Ti faccio ridere, Katiuska. Allora, praticamente da piccolino c'erano le avventure di Zorro in TV, ovviamente, e io con il mio pastore tedesco, con il mio cane, nel pomeriggio c'erano i miei amici che mi incontravano, si mettevano lì davanti al cancello, non entravano nello spiazzo, perché io lì invece da questa parte del cancello creavo le avventure praticamente di Bobbo, perché là c'era Zozzo Bobbo, e praticamente lo chiamavo Zozzo a lui, le avventure di Zozzo e di Bobbo, e ci giocavo ogni volta e creavo, quindi scrivevo a modo mio, però poi c'era il cane che segnava più fatte sue e io rimanevo da solo, diciamo così, col bastone come se fosse una spada. Poi pian pianino è nato tutto quello che è nato, per arrivare fino adesso. Ora, in questa fase che è appena finita, diciamo, ho finito, diciamo, le mie pose come maresciallo Guareschi per quanto riguarda una fiction che andrà poi su Rai 1 insieme, dove protagonista è Claudio Gioè, un altro grande amico che è Domenico Centamore, che con lui faceva Totorrino, abbiamo fatto tante altre belle avventure, anche così in Guerra per Amore, che avete visto anche sul trailer. Ecco, abbiamo visto tra l'altro anche con Maurizio Bologna, che avremo settimana prossima ospite. Avremmo voluto in realtà fare un'intervista doppia, però per adesso non siamo riusciti a far conciliare le cose, quindi avremo Maurizio settimana prossima. E quindi dicevi Sergio, per adesso c'è in... Adesso sta accadendo qualcosa, ecco, in questa immobilità, diciamo, di star fermo, diciamo, per certi versi, anche se sto scrivendo poco per quello che sarà per un futuro spettacolo, però devo dire che, a proposito, qua rientra sempre quella storia del Gogol, ricevo tanti messaggi, anche da luoghi che non sono siciliani, ma dove io ogni anno vado a portare i miei spettacoli, parlo di Formia, di Gaeta, il Bertolt Brecht, la Belliano, il PC, parlo, diciamo, di luoghi dove si lascia comunque traccia di sé, si esporta la parte migliore, diciamo, della nostra Sicilia, con il dialetto buono, con i colori buoni, diciamo. Quindi questo Io compro siciliano vive, si regala anche siciliano. E mi arrivano dei messaggi particolari, anche molto molto profondi, di persone che non stanno perfettamente bene e che quindi
Se non magari io essere lì sul palco e trasmettergli qualcosa, cerco di farlo digitando e scrivere per loro quelle che sono anche le mie sensazioni, lasciare anche che loro corrano nel loro racconto, nei loro racconti, forse il bisogno di qualcuno. Prima di voi è appena arrivata una telefonata di Bartolo, che chissà se mi sta guardando, io comunque lo saluto, perché è una casa di riposo dove per Natale, il Natale scorso sono stato lì con loro e in compagnia. Non ci potrò ritornare questo Natale, però mi faccio sentire. Vedremo di organizzare una diretta così come abbiamo fatto con questa adesso. Assolutamente, assolutamente bello il tuo messaggio come sempre, Sergio. Senti, siamo arrivati alle ultime battute, stiamo per chiudere questa puntata, è scivolata via in maniera molto veloce. Sergio. Se siamo per chiudere, io ci tengo a dire che ci sarà uno spettacolo che voglio riprendere appena si potrà, che è molto bizzarro, si ride tanto e ne abbiamo di bisogno, quindi sarà molto votato alla risata, ecco, questo ci tengo a dirlo. Senti, sei pronto, vero? Per ritornare subito in palco. Mi diceva l'altra volta parlavamo abbiamo avuto ospite proprio Ernesto, e ci stava dicendo questo, no? Cioè a volte quasi quasi sembra che si perda la forza e l'abitudine, no? Di star lì sul palcoscenico. No, adesso io ho una ragione in più per ripartire con decisione già subito, con delle marce alte e correre molto, perché forse questo lockdown ci sta dando questa parte, diciamo, ci sta facendo anche vedere la parte brutta di noi. La socializzazione si sta trasformando quasi in attacco, sai, tra cagnolini, tra persone, quando non ci vorrebbe, ecco, questa coalizione, questo senso di condivisione dovrebbe essere davvero sempre ben speso. Quindi questa parte, diciamo, un po' più ombrosa deve essere subito di nuovo illuminata. Ecco, e devo dire che noi, io compro siciliano, caro Sergio, ha messo insieme 200, quasi 61.000 amici, e beh, guardate un po' se non riusciamo a costruire, non molliamo, sempre con il sorriso, tanta carica, tanta energia, portiamo avanti la nostra identità e soprattutto, come diceva poc'anzi Sergio, cerchiamo di presentare le cose belle, le cose, la storia, la cultura, le cose che abbiamo da raccontare, che un po' mi piace sempre citare la frase del Tomasi di Lampedusa, portare veramente questa nostra straordinaria insularità d'animo che ci appartiene, che la raccontiamo nei nostri sorrisi, nei nostri occhi, nelle nostre parole, quindi continuiamo a costruire per noi. Quanti siamo? Solo Io Compro Siciliano raccolti? Quasi 261.000. Con €1 a testa al mese, €1, possiamo ogni mese noi di Io Compro Siciliano creare delle iniziative, potremmo anche pensarci, potremmo anche aiutare i deboli, diciamo, no? Potremmo trovare qualche cosa per la nostra Sicilia. Ci piace. Potremmo pensarci. Ci piace. Sergio, €1 al mese, sì, diciamo quasi come piccola tassa, diciamo, da metterci tra le tante tasse che arrivano invece che ci castigano. Questa sarebbe veramente commovente. Ci piace Sergio, ci piace, anche perché devi sapere che fatta fu, anche perché poi devi sapere che Io Compro Siciliano ha proprio una sezione benefit, una società benefit, e quindi per noi è assolutamente importante immaginare di dedicarsi al sociale, a opere che portano sicuramente sorrisi, che portano tanti gol. Grazie a Io Compro Siciliano ho scoperto dei bravissimi artigiani che non ne avevo neanche l'idea. Quindi per me l'idea proprio di chi di nuovo rimodula, riforma, ricompone, continua a far vivere, diciamo, di preziosità quasi esclusiva, diciamo, di ogni singolo pezzo, poi per me sono delle delizie. Senti Sergio, potresti per favore avvicinarti alla camera? Sì. Dov'è? Dove devo guardare? Dov'è? Qua. Dove c'è il buchetto nel telefonino? Dove c'è un buchetto? Metti il dito, avvicina il dito. Ok, ci sei. Ok.
Allora Oh, Sergio, io innanzitutto volevo dirti che ti voglio bene, ti stimo moltissimo, sei un grande, grande, grande guarda. artista, un grande amico. E grazie per aver accettato la nostra intervista, ma non possiamo, prima di mandare la nostra sigla, Sì? lasciarti se non dici questa cosa insieme a noi. Adesso dovresti per favore ripetere, io... Da ripetere. Santo, santo, santo No, il Signore no, Dio. no, no, quello in altra sede. Adesso devi ripetere, io Io, compro, io, questa la so. compro, Io dai, compro, io compro siciliano. siciliano. Io compro siciliano, ma è ovvio, Io lo compro faccio il più siciliano. possibile. Ci piace, grazie per essere stato con noi. Tanti vasatiette. In bocca al lupo, viva il lupo. Grandioso Beate, sempre. beate tutto. Ciao, Bello. E ciao, adesso, sigla. Ciao ciao, Sergio, grazie. ciao, ciao Ciao a fantastica creatura. tutti. Ciao.